Ragazzuoli, buongiorno, siamo a casa appena partiti, ma ci staremo ancora per poco, direzione Altavilla Tavernelle per prendere il treno. Oggi la vera partenza sarà da Verona, sono le 8:10, quindi è ancora un po' freschino, però sto cercando di viaggiare il più leggero possibile perché ci attenderanno 155 km per circa 2000 metri di dislivello. Per la prima parte del giro si andrà verso nord, quindi ci faremo tutta la Brennero, tutta la Valle dell'Adige, percorrendo appunto la bellissima ciclabile dell'Adige fino a Rovereto, dove poi svolteremo a destra, Vallarsa, e si rientrerà in Veneto appena dopo Pian delle Fugazze. Vamos! Verona Portanuova raggiunta, servizio veramente incredibile, siamo sempre abituati a lamentarci qui in Italia, invece cavolo è un bel servizio questo qua, prima volta che prendo un treno in vita mia con la bici, biglietto ho speso una cazzata perché ho speso tipo 8 euro, non ho parcheggio, non ho niente, quindi top direi. Adesso giriamo qui a sinistra e andiamo a prendere un nostro compagno perché oggi non siamo da soli. Eccolo! Ufficialmente partiti, abbiamo qua il compagno di oggi. Carichi. Compagno di squadra, si chiama Eddie, oggi ci divertiamo, adesso siamo già in ciclabile. Oggi abbiamo qualche minutino qua all'inizio di traccia con un po' di traffico, qualche macchina da stare un po' attenti, e poi invece sarà esclusiva per noi la ciclabile. Oh vecchio, prendi slancio perché... 25 km da Verona Portanuova, siamo a circa un'oretta, abbiamo già mangiato qualcosa e siamo ufficialmente entrati nella ciclabile dell'Adige. Fin da subito in mezzo alle montagne con il fiume di fianco, veramente bellissimo, per il momento asfalto impeccabile, poca gente. È vero che siamo durante la settimana, però credo che anche durante il weekend non ci siano particolari problemi di traffico qui. Ora cruise control fino a Rovereto, dove poi prenderemo una salita. Qui dovrebbe esserci qualche sali e scendi, ma nulla di troppo impegnativo, quindi vamos! Attenzione, guidatissima questa ciclabile. Un'ora e mezza, circa 15 km che siamo in questa ciclabile immersa nella natura, qualcosa di veramente incredibile. Eccolo che ha bucato, il bello della diretta. A few moments later. Ripartiti con calma, Eddie ha pestato un sasso che c'era sulla strada e tac, pizzicata la camera, però vabbè. Ripartiti, non c'è problema, tra poco troviamo un negozietto che è proprio sulla ciclabile, dovrebbe essere tra 13 km, quindi siamo al top. Bello anche questo servizio insieme a un bici grill nel caso vogliate fermarvi a mangiare qualcosa. Stavo dicendo che avevo già fatto la ciclabile della Valsugana, che già mi sembrava veramente bellissima, ma questa qui per il momento ha degli scenari che sono incredibili, veramente bello bello bello, immersi nel verde. Respira questa libertà.
Pausa foratura per Eddie Zordan, rientrato in gruppo il corridore. Quali sono le sensazioni? Siamo a blocco per recuperare quelli davanti. Siamo attaccato. Adesso ci fermiamo a comprare una bomboletta CO2 perché ne avevamo una in due. Dovremmo trovare qui sulla sinistra tra poco. Come dicevo prima, ci siamo fermati da Sartori Bike, non è assolutamente una marchettata, però trovare un negozio lungo la ciclabile con questa gentilezza e disponibilità è veramente un plus. Adesso si continua, la ciclabile continua a essere bellissima, sempre in mezzo al verde, il vento è abbastanza calmo, anche perché in certi punti siamo di fianco all'autostrada, quindi comunque il flusso delle macchine ci tira un po' in su e stiamo viaggiando con una media diciamo discreta, dai. Importante mangiare perché anche se non sembra si continua a salire. 25 km a Rovereto. Vicini al 70° chilometro e vicini a Rovereto, dovrebbero mancare 10 minuti, un quarto d'ora. L'aria si sta scaldando, comincia a esserci il sole che picchia, si sente che si sta avvicinando l'estate, però veramente si sta da Dio. Ci sono 24 gradi, bellissimo. Cioè, scusate se continuo a dirlo in questo video, ma incredibile, veramente bella, non l'avevo mai fatta questa ciclabile. Ci sta lasciando senza parole tutti quanti, io e lui siamo due agonisti, l'abbiamo sempre fatto e riuscire a godersi così questi giri turistici vuol dire che hanno veramente qualcosa di importante e che ti lasciano il segno, ecco. Vabbè, breve apostrofo rosa tra la parola ciclovia e Adige. A Rovereto in teoria c'è un altro bicigrill dove ci fermeremo a fare una pausa, perché da lì inizierà la salita della Vallarsa, la salita più lunga e più impegnativa del giro, anche l'unica, dipende dalle opzioni che prendiamo una volta sopra. Ripartenza da Bicigrill di Rovereto, abbiamo fatto una pausa pranzo veramente top, una bruschettina con le patate che servono per riempire la gamba in vista della salita che ci aspetta adesso. Komoot, per arrivare in cima alla Vallarsa, Pian delle Fugazze, mi segnava 43 km e 1400 di dislivello. Ora io non voglio dire, ma secondo me il bro sta dichiarando il falso, perché la salita la conosco abbastanza e 43 km mi sembrano un po' strani. Vi tengo aggiornati, cominciamo a salire. Siamo circa a metà strada, metà salita tra Rovereto e Pian delle Fugazze. È veramente bellissima questa valle qua, abbiamo il vuoto a destra, le montagne a sinistra, davanti le piccole Dolomiti dal versante che di solito non vediamo mai noi da casa. Che roba, ciò, che roba! E non vengo mai a farla sta strada qua, devo dire la verità, è la seconda volta in vita mia che vengo, quindi mi sa che tornerò presto. Ad ogni modo il Garmin segna 30 gradi che non sono reali, però sto condensando bene. Fa un gran bel caldo anche perché sono i primi, quindi li senti il doppio.
e comunque ragazzi me la sto godendo tutta, anche perché sto salendo piano. Cominciano a cambiare i colori, i profumi, la strada è sempre più lunga alle mie spalle e sempre più corta davanti a me, quindi bene, direi ottimo. È sempre bellissimo come tutto il giro per il momento. Eddie non l'avete più visto perché è la dura vita di chi ha il 53-39 davanti, che è costretto a tirare per forza. Io invece 52-36 sono nel chill. 6 km alla fine della salita, rapporto più agile in canna e si va su piano piano. Ho visto un 14% qui sotto. Adesso ci sono dei punti dove tiracchia un pochino, però ci sono anche dei punti dove spiana e va leggermente in discesa, quindi direi che non c'è male, si può respirare. Piccole Dolomiti, tanta roba. Però quello sfondo là spettacolare. Sì. E signori, sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Gli ultimi 2 chilometri qua sono stati belli cattivelli, C'era un pezzo dove veramente tiracchiava abbastanza, però abbiamo scollinato. Siamo esattamente a 103 km per 1700 di dislivello. Adesso valutiamo un attimo il da farsi. Ci siamo fermati, abbiamo chiesto consiglio a un paio di persone qui del posto e abbiamo pensato di azzardare una strada delle 7 fontane che ci porta a Campogrosso. Questo perché se avessimo fatto quella che c'era sulla traccia dovevamo scendere fino a Valli del Pasubio e poi fare Passo Son e Recoaro. Invece qui continuiamo a salire ancora un po', sbuchiamo a Campogrosso e poi da lì è tutta discesa fino a casa per me. Per lui invece che deve tornare a Montebello, mica tanto. Troppo Montebello, San Bonifacio, perché siamo di Verona qui, parte sana, grazie. Com'è la gamba, Eddie? Non è male. Sì, Io sto bene al momento. Tu poi non stai male con quella divisa l'XC Verona, sei veronese, sono io un vicentino con la maglia del Verona, In questo momento però che non sono proprio ben visto, sinistra. Sì. E di cosa ti lamenti, Eddie? Fosse capitata dopo 6 ore sta roba, capirei. Invece sono 6 e mezza. E comunque grande vecchia. Portata a casa, siamo a Campogrosso. 5 ore, 110 km, 2000 metri di dislivello, siamo a Campogrosso. Qui 2 settimane fa c'era la neve che non vedevi neanche la strada, adesso è tutto verde, quindi bellissimo, pazzesco. Adesso è tutta in discesa andare fin casa, quindi piano piano ci avviamo e scendiamo. È stato un piacere, grazie per la sfaticata. Spero che non l'avrei fatto, in realtà tanta roba. Sì, no, è stato bello, Grazie, sai. A te, ci vediamo. Buona serata. Ciao ciao. Da Campogrosso siamo scesi, Recoaro, Valdagno, tutta la Valle dell'Agno fino ad arrivare a Castelgomberto, dove mi sono preso 3 palline di gelato perché cominciavo a vedere bianco, e adesso sono sceso, sto andando in direzione di Sovizzo. Un giro che mi ha lasciato a bocca aperta dall'inizio alla fine e non per il ritmo. Abbiamo già salutato Eddie, lui è un vero eroe perché l'ha fatto senza prendere il treno, sta tornando a San Bonifacio in bici e sarà lunga, verranno circa 200 km. E che dire, quasi emozionante arrivare nelle zone che conosciamo partendo da tutt'altra parte, vedendo più regioni perché siamo stati per tantissimo tempo in Trentino, e sono molto contento della scelta che ho fatto perché ero in dubbio se fare il giro in senso orario o antiorario, ma per più motivi credo che farlo come l'abbiamo fatto noi sia la scelta giusta. Ve lo consiglio assolutamente, se volete la traccia scrivetemi che ve la mando subito e niente, ci vediamo alla prossima, un saluto, ciao!